Salve, amici di Respinti Channel e benvenuti al primo appuntamento sulla vita del siciliano. Durante la sua giornata tipo, il siciliano usa svegliarsi alle prime ore del mattino. Il suo primo ed unico pensiero è quello di recarsi al lavoro. Oh, oggi giocano Champions League, recupero di Serie B, eccellenza e calcio femminile giapponese. Giocano tutti, ma Piero non è. Oh, a quest'ora si viene. Oh Piero, non dove manco un tuo priorità voglio frate, eh? E vabbè ragazzi, oggi faccio straordinario, ora va a piglio per un gratta e vinci. Al lavoro. Oh ragazzi, giochiamoci il Trapani, c'è una bella quota. Ma che dici? Il Trapani non segna da almeno 5 giornate, c'è scritto. Bravo, ma che fine ha fatto la punta del trapano? Ma no, peccato, questo faceva pittosa. E la sua lunga giornata di lavoro termina quando sente il richiamo della femmina Capobranco. Piero, a tavola! Non ti scorderai di pigliare un pane! Oh ragazzi, io me ne devo andare. Cosa pago? 4 caffè. 4 caffè. Ma se siamo 3, 1, 2 e 3. Ma muca lavoro non sta di famiglia. E così, il nostro esemplare di siciliano si accinge a procurare il cibo richiesto. Ed è qui che dovrà interagire con un altro curioso membro della sua stessa specie. Sono 3 spilatini di rimacinato, quant'è? Finalmente è ora di cena. Mangiatille una pucciurufila. Oppure italiano, non pitti poi petta a gassetto con lo spezzatino. Allora lo spincone che è troppo bello che ce l'ho caporoca. Pierino, lo so, che faccia la frittatina, ti faccia la caponatina. Che fate fiore panelle? Preferisci la salsiccia? Che fate mondo una mela? Che uno sa addormiscio. Siamo al termine di questa lunga ed estenuante giornata e finalmente il siciliano si è guadagnato il suo meritato riposo, conscio che domani... Oh, e domani ne parliamo, è giusto, ma fare noi. Ci vediamo alla prossima puntata. Amici di Respinti Channel, benvenuti al secondo appuntamento sulla vita del siciliano. Oggi la stagione dell'accoppiamento. Minchia, le recare. Oh, bella madre.